E siamo tornati nuovamente in studio in diretta con il nostro approfondimento, lo facciamo insieme al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Intanto buongiorno e grazie per essere qua. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Insomma, tanti temi che vogliamo affrontare e se vedete in sovraimpressione il numero lo potete chiamare per poter porre delle domande al nostro professionista. Noi parleremo di giovani ma parleremo anche di adulti, della depressione fino ad arrivare agli anziani. Sappiamo, insomma, il nostro paese sta diventando sempre più anziano, quindi cosa si può fare di più soprattutto per loro. Ma partiamo proprio dai giovani. C'è un disagio importante, soprattutto nell'ultimo periodo, di minori, di ragazzini. Lo abbiamo visto in un servizio che abbiamo mandato in onda ieri, proprio di ragazzini che all'uscita di scuola, invece di tornare a casa, si fermavano nei bar per bere alcolici, spritz, birre, insomma anche in quantità importante, tanto che è intervenuta la polizia. E minori che non seguono le regole. Che cos'è accaduto? Perché questo fenomeno che sta crescendo e che sta preoccupando sempre più? Certo, intanto mi piace molto il fatto che sottolineiamo anche che non tutti i giovani giustamente fanno così e ci sono anche dei giovani paradossalmente divergenti, nel senso che non cercano lo sballo, l'utilizzo di alcune sostanze o alcol o altre cose per creare situazioni di euforia, per regolare l'aspetto emotivo sostanzialmente, potremmo dire. Chiaro che il pensiero è sempre coerente sul fatto che un giovane che tende a utilizzare l'alcol piuttosto che altre sostanze, in fondo sta cercando di supplire in modo autonomo a quello che è un bisogno e potremmo dire una sofferenza. Questo è sempre poco sentito dai giovani come motivo, lo si capisce magari quando si comincia a essere un po' più adulto. È anche vero che la maggior parte di questi giovani hanno una situazione alle spalle che non è proprio idilliaca. Nel senso che un pochino in alcuni casi vediamo che manca profondamente la famiglia, in altri hanno troppo tempo da passare sui social o ne fanno un utilizzo esagerato, eccessivo, piuttosto che l'andare a cercare alcuni contenuti che poi tendono ad emulare e a rissimulare con gli amici, e quindi quello che un po' una volta si chiamava l'effetto Werther, no? Quando è stato scritto il romanzo I dolori del giovane Werther, si ebbe in tutta Europa una serie di importanti tentativi di suicidio proprio per la diffusione di diciamo, un'azione possibile. Qui il ruolo dell'eccesso di social o del fuori controllo è molto importante. In più viviamo un mondo in cui oramai tutto è accessibile, no? Per i nostri ragazzi in modo anche facile e relativamente economico, perché un pochino di potere d'acquisto magari ce l'hanno e diciamo chi, come si diceva una volta, tende un po' a divergere da quella che può essere una buona direzione per la loro vita, prova magari a trasgredire, e oggi trasgredire significa poter fare veramente tante cose in modo semplice. Dottor Pini, una cosa, qualcuno dice, e forse è vero, quando sono poi in gruppo la situazione peggiora rispetto, lo abbiamo visto anche in questo servizio, rispetto a quando magari sono da soli. Quindi i gruppi poi, le compagnie dovrebbero far bene, in realtà a volte acutizzano un problema. Purtroppo sì, questo è un effetto ben noto da molto tempo. Effettivamente se il gruppo è trainante in una certa direzione, la persona che tende a cercare di conformarsi e farsi accettare, accetta ovviamente delle regole che la tribù impone per essere dentro quel gruppo lì. Quindi i soggetti un po' più fragili o che hanno difficoltà magari a farsi accettare o ad avere una sufficiente sicurezza personale per staccarsi, per dire no, io no, e quindi viene eventualmente espulso e deve cercare un altro gruppo, oppure persone, quindi sta parlando di ragazzini o ragazzi giovani che hanno in sé un seme di quell'elemento lì e che quando qualcuno gli propone dai che trasgrediamo, dai che facciamo questa cosa, come dire, era già sostanzialmente pronto, ma magari la famiglia, i pari, gli educatori non lo sapevano.
seguire molto da vicino i nostri giovani è importante come prevenzione, ma soprattutto le famiglie e non tanto noi professionisti. Perché la famiglia cosa può fare? Cioè, come fa ad accorgersi che qualcosa non va? Che magari un ragazzo frequenta una compagnia magari non proprio, insomma... Ci sono delle prime manifestazioni, no? Spesso vediamo dei primi segni che sono abbastanza anche tipici e consueti, cioè calo del rendimento scolastico improvviso, non vogliono più andare a scuola, pensano di poter vivere col trading online o soldi facili in qualche modo, e tutto questo poi comporta che il ragazzo comincia a stare a casa, non voler più studiare, comincia a frequentare persone diverse dal solito, gli amici, quelli più consueti, si allontanano un pochino. Allora direi che lì in quel momento possiamo già suonare il campanellino e direi famiglie, attrezzatevi per cominciare magari a chiedere un consulto o a dialogare in modo un po' più approfondito con i vostri figli, perché questo significa che sta cominciando un pochino a divergere, no? Da quella che può essere una traccia che c'era prima. Un disagio può intervenire per molti aspetti, può essere un aspetto anche traumatico, cioè qualcosa che non sappiamo ma è intervenuto nella sua vita e ha deviato un po' il corso delle cose o il benessere, ma può essere anche una tendenza interna, un conflitto anche familiare che a volte è difficile da far venire a galla, però può essere anche quello. Ci sono però progetti, e magari se la regia manda in onda questo servizio, progetti importanti che aiutano questi giovani. A Venezia questo progetto che è un riscatto proprio sociale di due minorenni veneziani che sono passati da bulli ad atleti. Vediamo il servizio, che dopo lo commentiamo. Da bulli ad atleti succede al San Marco Rugby Venezia Mestre, dove il progetto Raga e Regole ha offerto a ragazzi e ragazze minorenni con fragilità e difficoltà di socialità un percorso di reinserimento attraverso lo sport e le attività creative. L'obiettivo di trasformare l'aggressività in dialogo ed empatia ha prodotto i primi frutti. Su 10 ragazzi seguiti, 2 hanno già preso coscienza del proprio passato da bulli e delle conseguenze sulle vittime, avviando un cambiamento personale significativo, decidendo di restare nel rugby e diventare veri atleti. È appena finito questo, ma stiamo già lavorando a un ulteriore progetto inserito nei 3 anni, che sarà ancora più difficile ma ancora più ambizioso. Il progetto appena terminato è durato 8 mesi, tra allenamenti e partite di rugby, musica, street art e teatro, ha puntato a insegnare rispetto, ascolto ed educazione in uno spazio sicuro e senza giudizio. Dottor Calnini, progetti come questi sono fondamentali. 2 comunque ragazzini bulli che hanno deciso di seguire il rugby, lo sport, che è fondamentalmente un insieme di regole e quindi è importante. Bravissimi, assolutamente, da elogiare questa iniziativa, anzi spero che sia, non la conosco nello specifico, ma spero sia un progetto pilota che possa anche estendersi. I nostri giovani in questo momento in cui socialmente è molto difficile e hanno tutto a portata di mano, soprattutto quello che non dovrebbero avere, è fondamentale che abbiano un luogo dove gli si insegna non solo il rispetto, la convivenza, la cooperazione, che è una parola che stiamo dimenticando anche un po' noi adulti, ma soprattutto il senso di appartenenza, che è sempre fondamentale, è quello che di fondo una famiglia può dare o può togliere in alcuni casi, no? Ma non dico neanche volontariamente, a volte ci possono essere delle altre problematiche, possiamo avere i genitori sofferenti, però il senso di appartenenza probabilmente qui lo hanno ritrovato, si sono sentiti coinvolti e i risultati ci sono, e questo è molto bello. E torniamo a parlare dei giovani, perché da quando secondo lei questo fenomeno si è ampliato, è diventato un allarme sociale? E parliamo sempre del fatto che ci sono giovani ovviamente che non sono così, parliamo invece dei giovani invece che questo disagio lo sentono.
Certo, allora possiamo tranquillamente dire da qualche anno prima dell'evento Covid, ma già insomma una decina, quindicina d'anni fa abbiamo cominciato a vedere tutti noi professionisti proprio una vera e propria amplificazione di un fenomeno che prima si poteva osservare in una ristretta cerchia di ragazzi che avevano situazioni alle spalle di disagio di tipo familiare, economico, sociale e di vario genere. Adesso tende a estendersi anche ad altri tipi di famiglie dove effettivamente magari non ci sono alcuni disagi di quel tipo, ma lì dove il preadolescente o l'adolescente comincia a percepire una sensazione negativa di sé, un vissuto di scarsa autostima, di disagio, di senso di poca efficacia del sé, ecco che facilmente sarebbe tentato ad avvicinarsi a situazioni che lo confermerebbero in negativo però, perché si può essere anche il leader di un gruppo che fa cose pessime, ma sentirsi tutto sommato abbastanza bene accettati. Quindi questo è un po' il rischio che noi viviamo oggi. Dottor Clenil, prima lei nominava il Covid, che sicuramente ha acutizzato un problema che già c'era, sicuramente ha aumentato quelle fragilità che c'erano anche nella depressione. Anche nella depressione, sebbene non si possa fare una diagnosi così chiara nei giovani, però gli aspetti depressivi, quindi i tratti depressivi, certo li vediamo anche proprio nella scia del ritiro sociale, che è un fenomeno che è andato in forte espansione soprattutto qua in Europa, che come dire, aveva una connotazione marginale, cominciava ad avere una consistenza e dei numeri un po' più alti. Quindi abbiamo dei giovani che possono essere, attenzione, dalla preadolescenza ma anche fino ai 30 o 40 anni, che sostanzialmente si chiudono in una camera, nella camera di casa, non escono, non socializzano, l'unico vettore con l'esterno diventa internet e la rete, proprio per una questione di sopravvivenza, perché l'essere umano senza contatti totalmente non può farcela, non siamo progettati così e molti studi lo dimostrano, per cui quell'attaccarsi alla rete, a quella finta socialità che possiamo vivere diventa fondamentale, ma non è certo sintomo di benessere. Quindi attenzione ai primi segni anche lì di depressione e ritiro in senso comune del termine, chiaramente non con i connotati ancora clinici. Anche lì dovremmo stare un pochino attenzionati nei confronti dei nostri non solo figli ma anche pari, amicizie, perché è la forma di prevenzione più efficace, no? I clinici non possono essere ovunque e non sempre si riesce ad arrivare dappertutto, i servizi sociali eccetera, ma quello che può fare la singola persona vale moltissimo. Prima il sindaco ha venuto. Dottor Clenil, lei diceva prima che potrebbe diventare la depressione una delle patologie più importanti e più gravi. Ahimè sì, queste sono le proiezioni dell'OMS, che fino ad alcuni anni fa ci diceva che appunto la depressione poteva essere facilmente la seconda malattia a livello mondiale dopo disturbi cardiovascolari, insomma un ampio spettro, e purtroppo negli ultimi anni sta paventando che potrebbe diventare entro il 2030 la prima patologia a livello mondiale, con conseguenze ovviamente importanti sull'impatto sociale, di benessere di vita, qualcuno dice anche economico, eccetera, eccetera. Impegniamoci un po' tutti in rete per fare in modo che non accada questo o quantomeno di arginare il fenomeno. Ecco, abbiamo visto purtroppo che anche il numero insomma, di persone che si tolgono la vita è un numero sempre più importante e non riguarda i giovani ma riguardano tutte le fasce di età. Anche purtroppo abbiamo visto i giovani cosa si può fare di più, perché ci sono anche tante associazioni, le abbiamo anche avute ospite qui, che tentano, che lanciano appelli, però non è facile riuscire a individuare, rintracciare persone che hanno questa problematica, perché molti purtroppo non si fanno aiutare.
Purtroppo non sarà una problematica che possiamo estirpare del tutto dal mondo, però possiamo ridurla perché questo momento è molto particolare, anche un po' per tutti i trascorsi degli ultimi anni, come dicevo prima. Però l'intercettazione precoce deve far sì che si possa portare una situazione che è già abbastanza fragile chiaramente all'attenzione di un professionista in qualche modo. Quindi parlarne anche al medico di base, anche al vicino di casa, qualcuno si attiverà. Sui giovani assistiamo comunque ad un aumento importante nel nostro territorio dal punto di vista dei suicidi e tentati suicidi. Attenzione, tentati suicidi non finiscono nelle statistiche sostanzialmente, non abbiamo una statistica, aumento. Sembrerebbe di sì. Ma chiaramente correlato all'aumento della depressione noi dobbiamo starci molto più attenti, no? Da un punto di vista suicidario ricordiamo sempre questo: i dati a disposizione sono molti, a parte alcuni stati, paesi che non forniscono dati chiari, ma non entriamo in disquisizioni tecniche. Tutto sommato, quando un paese ha una sorta di calo economico, di benessere di vita, eccetera, sembra che potrebbe essere inversamente proporzionale, quindi più protetto. Quando c'è un aumentare delle possibilità economiche, succedono anche molti più tentati suicidi e quindi qualcuno sicuramente andrà a buon fine. Sembra quasi che la tendenza ci dica che nel momento in cui aumenta il benessere economico siamo molto più a rischio. E questo fa molto riflettere, perché è come se, avendo meno possibilità ma più benessere, quindi una stabilità familiare, relazionale, l'essere umano è più protetto in qualche modo. Perché capita questo? Perché con il maggior benessere economico c'è una maggiore possibilità di... Non c'è chiaro, purtroppo. Questa sembra una linea di tendenza di alcune statistiche, a esclusione di alcuni stati che purtroppo hanno dei tristi primati. Adesso mi viene in mente l'Ungheria o qualche stato del nord, però l'ipotesi, così che facciamo noi professionisti, è che può darsi che nell'eccesso del benessere economico, dove molto di più è possibile che io soggettivamente faccia, e quindi in modo impersonale, quindi che tutti noi possiamo fare molte più cose, lì dove c'è una base depressiva, ecco che possiamo accedere anche a più malessere, oppure la società che in qualche modo sembra stare meglio, chi sta peggio, e lo stava anche prima, peggiora perché il divario è molto più ampio, oppure sono a disposizione molte più cose che prima non si potevano fare semplicemente. Se c'è da una parte un aumento di persone che insomma tentano magari di togliersi la vita, o persone che hanno una depressione, c'è anche un aumento dall'altra parte di persone che hanno questa patologia e che chiedono aiuto? Assolutamente sì, i numeri sono diventati molto più importanti e, come più volte faccio, invito comunque anche gli ordini a provare a creare una statistica, perché purtroppo anche la figura dello psicoterapeuta, come può essere quella dell'odontoiatro o dico altre figure che tendono a lavorare più nel privato sanitario, non è facile fare statistica, no? Noi abbiamo le statistiche che ci forniscono i dati ufficiali, quelli ospedalieri, però è importante anche racchiudere tutta la quantità di persone che in questi anni, soprattutto post-Covid, ma attenzione, dal 2015 abbiamo avuto un'impennata di richieste, quindi un'impennata del malessere sociale, che finiscono negli studi privati. Questo è un po' allarmante da un lato, perché diciamo che se c'è la richiesta in qualche modo c'è un malessere dietro che va trattato, dall'altro è un bene perché se si chiede aiuto è anche un po' caduto quel falso mito che se vado dal terapeuta sono matto, sono disturbato, devo vergognarmi, senza arrivare agli eccessi magari del Sud America, in cui ci si vanta pure io vado da quel psicanalista piuttosto che l'altro e diventa che ciascuno ce l'ha come il medico di base, però come richiesta di aiuto effettiva è importante che le persone sentano di poter accedere. Quindi si è scardinata un po' la cultura del non vado perché insomma mi vergogno. Assolutamente, guardi, da poco prima del Covid abbiamo visto un po' tutti, almeno qui nel nostro territorio,
ma ho anche l'esperienza di qualche altro stato in cui ho dei colleghi con cui sono in contatto, si è un po' smitizzata questa cosa e quindi l'accesso è facilitato, il bisogno c'è e la disponibilità di cura anche c'è. Chiaro che sarebbe meglio non ci fosse tutto questo bisogno, tutti noi professionisti potremmo anche occuparci di altre cose, però in questo momento dal pre-Covid l'aumento è importante. Chiaramente il Covid, l'isolamento sociale, questo momento storico, tutto ha contribuito a un'accelerazione di questo genere di malessere, dell'area psicologica. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio perché avevo anche altre domande proprio su questo. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, abbiamo una telefonata, quindi partiamo proprio dalla telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Lei chiama da dove? Chiamo da Treviso. Sono Rosanna. Buongiorno signora Rosanna. Volevo rivolgere, a parte complimentarmi con questa trasmissione, io sono una volontaria nel settore dell'area della salute mentale da molto tempo. Volevo chiedere alla psicoterapeuta, a volte la famiglia riesce a portare il proprio figlio o figlia, insomma giovani, parliamo di giovani, da uno psicologo o anche da uno psichiatra, magari inizia un percorso, però purtroppo spesso e volentieri c'è l'abbandono anche da parte della famiglia che vede qualche miglioramento e soprattutto da parte del giovane che, come sempre, lo stigma e il pregiudizio sono alla base di questa malattia, di questi problemi. La domanda che io volevo fare era proprio questa. Come vede, quale gravità intuisce in un atteggiamento di questo tipo, nell'abbandono da parte sia della famiglia, cioè nel sottovalutare l'importanza di fare un percorso definitivo, perché può essere definitivo senza dubbio. Qual è il suo punto di vista su questo? Grazie. Dei trattamenti sono sentito male. E non so se la signora Rosanna, se ce l'abbiamo ancora in linea. Sì, rispetto Ecco, praticamente alla lei parlava presa in dell'abbandono del trattamento? Sì, rispetto anche all'abbandono, ma anche alla presa in carico da parte dei servizi che in qualche modo nel momento in cui la famiglia abbandona purtroppo rimane tutto lì, non ci si rende conto della gravità dell'abbandono di una cura. Quindi naturalmente nei giovani, peggio ancora negli adulti. Certo. Grazie per la risposta. Sì, volentieri, spero di riuscire a darla alla signora Rosanna. Allora, ha perfettamente ragione, questo è un problema annoso. L'abbandono dei trattamenti lo abbiamo ovviamente sia nel pubblico che nel privato. I motivi possono essere molteplici, però proviamo un po' a sintetizzarli. Spesso c'è un abbandono da parte dell'utente, diciamo della persona che chiede aiuto, e può essere dovuto a diverse cause. Non è pronta la persona ad affrontare le tematiche, oppure ci sono degli spunti narcisistici, non riesce a mettersi in discussione, questo ci dà un'indicazione sulla diagnosi, oppure in quel momento in qualche modo è dissuaso da qualcosa, oppure è arrivato ma era una forzatura, e questo è un punto importante con i giovani, cioè non vanno forzati, casomai i professionisti lavoreranno con la famiglia. Quando l'abbandono è dovuto, e quindi queste sono delle cause tecniche della persona che bisogna tentare come dire, noi di essere molto formati e cercare di fare il possibile. Dall'altra parte la famiglia a volte abbandona o non incentiva per diversi motivi, ma il più delle volte noi notiamo che nel momento in cui emerge un conflitto che è molto scomodo per la famiglia che emerga attraverso un figlio, che spesso i giovani fanno un sintomo per far emergere qualcosa, questa è una vecchia regola ma sempre valida. Ecco che lì la famiglia si trova in una posizione di grande disagio, di scomodità, e tende a far interrompere in qualche modo il trattamento, anche solo per il fatto che poi sanno benissimo che potremo coinvolgere la famiglia a chiedere un cambiamento globale, ma magari non vogliono farlo. Però, detto questo, la signora Rosanna ha perfettamente ragione, perché poi anche noi professionisti ci chiediamo, va bene,
ha abbandonato il ragazzo, ha abbandonato la famiglia. Noi possiamo fare 1000 tentativi, ma ovviamente non si può fare un trattamento sanitario di tipo obbligatorio su questo, sui minori sì nelle prime fasi, questo sì lo possiamo fare, ma poi per proseguire il trattamento ci si chiede, va bene, hanno abbandonato tutti, non ne vogliono sapere, non possiamo insistere, ma che fine faranno? Cosa succederà? E lì interviene la prognosi, perché sappiamo che su alcuni disturbi possono accadere dei peggioramenti piuttosto che altri, però purtroppo in questi casi non esiste un iter né in Italia, né negli Stati Uniti, né in Svezia, né da nessuna parte. Per cui si rischia che una parte di questi disagi importanti venga lasciata un po' a se stessa ed è difficile poter fare qualcosa. Probabilmente, dico io, alcune situazioni di forte disagio poi arrivano o ai servizi sociali o alle forze dell'ordine che, poverini, stanno facendo di tutto, vedo, in tutto il territorio e si tampona così. Si parlava prima del fatto che non è dal periodo del Covid che questo fenomeno si è ampliato, è diventato più importante, lei diceva da prima. Prima assolutamente abbiamo visto dopo il 2010 una crescente ricerca di figure professionali della salute mentale per andare a risolvere alcuni disagi. Questo dobbiamo tenerne conto, perché sennò viene sempre demonizzato il 2020 come anno zero. No, l'anno zero è molto prima, quindi sicuramente poi il Covid, l'isolamento sociale, la paura, tutto quello che stiamo vivendo, no? Ma anche la paura della guerra semplicemente. Di questo non se ne parla molto, ma molte persone arrivano in terapia perché hanno paura, perdono il senso di sicurezza civile, no? Quindi i conflitti che ci sono internazionali, che sono intorno a noi, esatto, questi possono essere quindi un'altra motivazione per scatenare poi la depressione. Sarebbe bello fare degli studi statistici, perché non so se siano così inferiori le richieste dovute al momento che stiamo vivendo rispetto alla paura che abbiamo preso col Covid per vari modi e l'isolamento sociale che abbiamo dovuto tenere anche. Però stiamo dicendo che dal 2010 in poi, nel 2015 in particolare, c'è stata un'impennata importante di richieste. Per cui la domanda che ci facciamo è: ma che cos'ha questo tessuto sociale che non funziona bene? Forse manca la famiglia, forse ci stiamo perdendo, forse stiamo diventando una società che produce individui singoli che non socializzano. Si diceva prima, le piazze sono vuote, le chat sono piene. Va bene, sono strumenti che andrebbero usati con moderazione, ma ci si chiede se l'essere umano sia capace di usare con moderazione alcune cose o meno, perché lo abbiamo visto nel fumo di sigaretta, nelle campagne, in un sacco di altre cose. Quindi se l'essere umano non sa, nella globalità non sa bene autoregolarsi su questi elementi, dobbiamo farci un pensiero. Le chat, come si diceva prima, sono una brutta trappola per i nostri giovani, i quali pensano di fare dell'esperienza e sono figli del loro tempo. Probabilmente noi non saremmo diversi oggi se avessimo 15 anni, ma li toglie assolutamente tutta la parte di esperienza e di crescita emotiva che non potranno fare sicuramente in chat. E c'è un'altra telefonata, buongiorno. No. Sono Gerolini di Portogruaro. Volevo chiedere, per aiutare i giovani, che mi sembra, tutti parlano di prevenzione, come prevenzione viene fatto pochissimo. Volevo chiedere, ma strutture ce ne sono abbastanza sufficienti per fare in modo che questi giovani vengano coinvolti? Eppure tutti parlano. Io nel mio comune, in modo particolare Portogruaro, abbiamo una carenza di strutture che una volta erano rimasti l'oratorio e cose del genere, adesso non ci sono più campi perché costruiscono case dappertutto e quindi nessuno può giocare e mettersi a fare cose, anche perché verrebbero insultati, offesi i ragazzi perché vanno a disturbare e via dicendo. Ma quelle strutture che dovrebbero essere fatte per coinvolgere questi giovani, io parlo, sono in mezzo al calcio e al tennis, ma parlo in generale, con anche qualche sport, con rugby, tutto quello che può essere. Ma è possibile che i comuni non si mettano in testa di dare una mano, soprattutto ai volontari, perché noi siamo volontari a Portogruaro. Certo.
ma ci mettono i bastoni fra le ruote quando vogliamo fare con i soldi nostri dei soci, della gente che lavora. Ma quando cominceranno a capire che bisogna fare qualcosa di più e non investire soldi in cose che non rendono niente, che non servono a niente, e i giovani non possono entrare, è promessi uno. Come possiamo parlare? Come possiamo parlare di aiutare questi giovani se non ci sono i posti per andare? Mettetevi anche voi, mettete in condizioni i comuni, le amministrazioni di essere coinvolti, e non sono proprio disinteressati allo sport. Lo sport, io mi ricordo che da ragazzino, da sport, ero sempre preso, finito la scuola avevo lo sport. A parte che ci sono i telefonini, tutte quelle cose, però a parte questo adesso non abbiamo proprio neanche le strutture, non abbiamo nessuno che ci coinvolge per fare questo i nostri ragazzi. Io intanto la ringrazio e abbiamo capito effettivamente mancano le strutture, mancano insomma un po' un appello anche ai comuni di fare di più, anche se insomma molte amministrazioni hanno cercato insomma di coinvolgerli magari in varie iniziative, però forse qualcosa manca anche da questo punto di vista. Sì, adesso non conosco la situazione di Portogruaro nello specifico, però vedo che ci sono dei tentativi, insomma in realtà poi ci sono anche delle associazioni come quella che abbiamo visto prima, ma anche di altro tipo. Ha ragione a notare questa cosa che forse dovremmo fare di più. È anche vero che una parte di giovani particolarmente devianti, quindi quelli che poi finiscono come nei video che abbiamo visto, eccetera. Video, ad esempio, mi riferisco a quelli in piazza di qualche giorno fa, che ubriachi hanno molestato, hanno fatto disturbo pubblico. Quelle situazioni lì difficilmente le coinvolgeremo perché sono già troppo marcatamente devianti. Questo è brutto da sentire, però effettivamente quelli sono difficili. Le fasi medie, le fasi intermedie, quelle sì, e ben vengano le associazioni di volontari che coinvolgono nello sport, in un'attività, perché ripeto, il senso di appartenenza che danno è un surrogato di quello che può dare la famiglia, no? Quindi vengono coinvolti, vengono inclusi. Quando si parla di inclusione è questo, di far sentire dentro un tessuto sociale. Io temo che se raddoppiassimo i volumi degli oratori in tutto il mondo, probabilmente non ci sarebbero molti giovani che ci vanno spontaneamente. Bisogna fare un lavoro per far vedere a loro che c'è un pezzo di vita reale che magari noi di una certa età abbiamo vissuto come i bisnonni, ma che poi è cambiato tutto dagli anni 90. E questo è un impegno importante perché vuol dire un po' ricostruire la trama sociale. Prima parlavamo anche dei social, ci diceva appunto purtroppo stanno troppo nei social e forse meno nella vita reale. Secondo lei quindi le limitazioni che si vogliono imporre e sono probabilmente giuste per una fascia d'età magari ancora troppo giovane, secondo lei sono giuste? Sono giuste, sono sensate. Ho letto qualche mese fa che appunto qualche stato del nord Europa ha cominciato a proibire l'iscrizione ad alcuni social per i minori, credo di 16 o addirittura 18 anni. Questa è una cosa molto intelligente e che non venga letta come una limitazione, come una repressione. Qua si tratta di salvare il tessuto sociale, perché i nostri figli e i figli dei nostri figli diventeranno poi il nostro futuro, e lì qualcuno dovrà fare quel mestiere o quell'altro, altrimenti il tessuto sociale non sta in piedi. Limitare questo significa anche cercare di fare il possibile per spostare il momento in cui dovranno avere un cellulare in mano, spostare magari l'iscrizione al tal social con cui si sentiranno sì con gli amici, con i compagni di classe, ma anche con gli sconosciuti, ma anche con il delinquente. Quindi è difficile, però ricordiamo sempre che la giusta quantità di limite fa bene ai nostri ragazzi, perché li fa sentire sicuri, fa sentire la presenza dei genitori e insegna loro le regole del gioco della vita. Troppi limiti creano l'eccesso, creano una voglia di ribellione. Troppi pochi limiti creano il vuoto e vanno in cerca di qualsiasi cosa per regolarsi emotivamente. Quindi nel mezzo noi troviamo l'ideale. Se riuscissimo tutti a far questo, mandiamo in pensione psicologi, psichiatri, tutti quanti, quelli che si occupano della salute mentale,
Chiaro che è un'impresa difficile, però non pensiamo, come stanno circolando magari in rete alcune idee, di crescere un figlio forte, quindi togliere tutti i limiti, non frustrarlo più, non dare quel giusto senso di colpa se commette qualcosa. Questa è assolutamente una fregatura che creerà un dissesto ulteriore nel tessuto sociale. Le regole servono? Servono, assolutamente servono, nella giusta quantità, nel giusto modo. Poi, come genitori, il perfetto non lo si fa mai, ma cerchiamo di stare su una via di mezzo. E noi stiamo parlando anche di depressione, però un altro argomento che affrontiamo, oltre a quello della depressione, che insomma è un fenomeno che preoccupa davvero tanto, perché parliamo di giovani, di regole, però poi ci sono purtroppo giovani in difficoltà e sempre di più, questo è un effetto positivo, si rivolgono, purtroppo non tutti, perché poi lo vediamo dalle cronache dei telegiornali che non sempre è così, però si rivolgono ai professionisti per farsi dare una mano. Questo sì, c'è una maggiore capacità, è caduta un po' la stimate del vado dal terapeuta, e quindi c'è una maggiore possibilità di accesso alla cura, anche banalmente su dei disagi, che può essere il disturbo d'ansia, l'attacco di panico, no? Che una volta venivano magari troppo trascurati, se guardiamo a 50 anni fa probabilmente neanche proprio visti. Però al giorno d'oggi vedo un movimento spontaneo per cercare un maggiore benessere che trovo importante, cioè alcune persone hanno la consapevolezza di ciò che hanno e vogliono migliorare la propria condizione, quindi vogliono contribuire a migliorare se stessi, ma anche a darsi un futuro. Se noi guardiamo alcuni casi in cui, faccio un esempio, attacchi di panico trascurati per decenni e decenni, la persona non sa come risolverli, arriva probabilmente magari a una piccola dipendenza da alcol, perché quello è parzialmente risolutivo, sembra, però crea un'altra problematica, e quindi quella vita di quella persona lì potrebbe incagliarsi come una nave nel fondo del mare e non andare più avanti. Fra i dati che erano emersi di recente e mi avevano così fatto pensare, era il fatto che a chiedere aiuto per la depressione sono anche giovanissimi, cioè non parliamo quindi di adulti, ma di ragazzini, a volte anche minori. A volte anche minori e anche in età veramente giovanili, quindi parliamo di preadolescenza, parliamo di tutto quello che arriva prima dei 14 anni. Qualche volta succede anche che qualche minore telefona e dice: io ho un problema, vorrei sistemarlo. Allora guarda, si dice, dovresti parlare con i tuoi genitori, ma con chi vivi, chi c'è di disponibile, fammi richiamare. Quindi c'è in quel caso lì una presa di responsabilità importante da parte del minore. Vero è che il minore che ha questo tipo di consapevolezza, però lo possiamo leggere come un minore che ha sviluppato comunque una sensibilità e una consapevolezza importante. Mi preoccupano molto di più le situazioni che non conosciamo, le sofferenze intrinseche, il ragazzino che è sempre stato tranquillo ma un giorno prende il bastone e spacca il banco di scuola, sto inventando una situazione tipo, e alcuni genitori o insegnanti dicono: ma qua bisogna fare qualcosa, non l'ha mai fatto, come mai? Un po' si trascura, un po' non si trascura, arriviamo ai 16-18 anni che potrebbe diventare una situazione già non più gestibile. Tra i ragazzi c'è un po' l'omertà, cioè il non dire o il non far conoscere magari che un compagno di scuola ha una problematica, forse per disinteresse o magari per, così, qualcuno dice per non tradirlo, abbiamo sentito anche questo. Allora, qui bisogna vedere nello specifico, proprio varia in modo soggettivo da persona a persona. È successo e succede che alcuni compagni di classe addirittura vadano a parlare con gli insegnanti. Quindi, questo è lodevole. E questo è lodevole? Questo è lodevole perché questo vuol dire far rete e far prevenzione, cioè vanno a dire all'insegnante: guardi professoressa, non so come dirglielo, ma la mia amichetta ho visto che fa così, oppure mangia, va a vomitare, si induce, piuttosto che altre situazioni mi ha detto che ha commesso questo, che ha assunto alcol, droga, sostanze. Però questo è molto importante.
Altre volte chiaramente nel gruppo dei pari che però tende ad essere deviante, chiaramente lì c'è un'omertà assoluta e nascondono loro stessi, nascondono agli altri, nascondono agli accessi alla cura, alle forze dell'ordine, agli insegnanti. Purtroppo là c'è un percorso già avviato che sarebbe bello però riuscire a separare sempre in tempo, ecco, perché quell'unione di gruppo è negativa assolutamente, come ben intendete. Noi abbiamo parlato di giovani, abbiamo parlato di gioventù, abbiamo parlato di depressione, però c'è un altro mondo che purtroppo è in aumento, che è quello degli anziani, perché insomma lo sappiamo, la nostra società è sempre più anziana e quindi tanto deve essere fatto per loro ed è fondamentale, lo dicevamo prima, la prevenzione, soprattutto cognitiva. Questo è un tema importante, noi italiani come i giapponesi abbiamo un ottimo primato a livello mondiale che è la nostra longevità. Questo ci rende sicuramente in prima linea nelle riviste lo stile di vita, l'alimentazione, insomma qua ne leggiamo davvero di ogni tipo e questa è una cosa anche positiva, insomma. Tutto sommato è come se stessimo intervenendo a livello genetico e stiamo sviluppando una longevità importante. Chiaramente l'essere umano è una macchina che necessita di manutenzioni. Tra le varie manutenzioni anche qui c'è un aspetto importante che è quello del declino cognitivo. Tendenzialmente diciamo il declino cognitivo viene chiesto come forma di prevenzione sia privatamente ma anche al medico di base, nelle strutture di geriatria eccetera, quando ci sono già dei segni abbastanza evidenti, però sarebbe utile anche qui la prevenzione e quindi quando i nostri cari che cominciano ad avere una certa età cominciano ad avere dei segni che sembrano un po' insoliti, qua può essere utile andare a creare una prevenzione neuropsicologica perché al giorno d'oggi nelle prime fasi possiamo recuperare sia dal punto di vista riabilitativo neuropsicologico, possiamo curare eventuali stili di vita, alimentazione o altri fattori collaterali. Esistono dei farmaci che hanno dato dei risultati interessanti, non strabilianti ma interessanti, però appunto è necessario agire nelle prime fasi. Attenzione, non significa che la persona di 80 anni non ricorda un nome o le piccole cose, lì non dobbiamo allarmarci perché può succedere anche a 40 anni. E non è da confondere neanche con un disturbo d'ansia o magari un momento di particolare stress, ma piuttosto quando cominciamo a vedere qualche segno che è insolito, non ricordare più qualche dato storico, piuttosto che cominciare a dimenticare spesso una strada, piuttosto di altri segni che vediamo non accadono così di frequente nella persona. Ecco che lì facendo un veloce approfondimento possiamo già capire se ci sono dei piccoli segnali di declino cognitivo e possiamo intervenire e come dire, allungare anche di molto quella che può essere la curva di decadimento. Declino cognitivo che non riguarda solo gli anziani ma purtroppo a volte anche precoce, quindi anche le persone adulte, insomma. Può riguardare anche persone della fascia adulta, purtroppo a volte ci sono delle forme precoci di declino, sempre da monitorare in modo molto preciso che non riguardino anche lì disturbi post-traumatici da stress, traumi, disturbi d'ansia, piuttosto che oltre a un lieve declino cognitivo che potrebbe cominciare ad accadere in età adulta, dobbiamo considerare anche altri disturbi di tipo magari vascolare o in seguito a traumi che potrebbero richiedere una riabilitazione anche nel giovane adulto, ad esempio, no? Ecco, qualcuno si domanda perché c'è questo declino cognitivo, magari anche precoce? Cos'è che scatena questo problema? Ci sono diversi aspetti, abbiamo visto che diciamo, le fasi depressive, ad esempio il tono dell'umore, potrebbero essere un fattore che accelera e potrebbero esserci anche aspetti di
personalità e quindi di, come dire, di ritiro da un punto di vista proprio relazionale, che a un certo punto potrebbero trasformarsi in forme di perdita cognitiva, oppure ci possono essere cause assolutamente organiche di deterioramento di vario genere, cause vascolari, emorragiche di vario tipo, piuttosto che altri traumi. Però è sempre bene rivolgersi allo specialista, al medico di base, a qualsivoglia figura preposta, per fare un po' il punto della situazione e non trascurare, perché questo significa, in termini di qualità di vita, molto. Ecco, lei diceva ci sono dei campanelli d'allarme che non sono quelli di magari di non ricordarsi una cosa, ma quali sono effettivamente quando è che una persona si deve preoccupare magari per il proprio caro, perché magari non si trova in una situazione magari di non ricordarsi determinate cose, o qual è il campanello davvero che dovrebbe farlo portare a fare un controllo? Allora, partiamo dall'idea di quello che può essere visto dai familiari come molto insolito. In genere i dati storici tendono ad essere quelli meglio conservati nel declino cognitivo, quindi sono quelli che tendenzialmente noi possiamo trovare intatti anche nella persona che ha una franca demenza già in corso. Però, ad esempio, non ricordare spesso, cominciare improvvisamente a non ricordare dei nomi di persona o dei nomi di oggetti può essere un campanello d'allarme. Quindi quando una persona comincia a non ricordare 2 o 3 volte un nome, può non averlo memorizzato, ma se comincia a sfuggire un dato una decina di volte, ecco che quello già può essere un fatto. Cominciare a non ricordare spesso dove si mette un oggetto, quando succede 1 o 2 volte, ammesso che, posto che non sia un aspetto della personalità, perché esistono persone più o meno distratte, persone che perdono tutto, persone che non perdono mai nulla, ma lì dove una persona tendenzialmente era organizzata e vediamo che perde un po' la sua organizzazione perdendo degli oggetti in modo frequente, quello può essere un segnale. La confusione sulla temporalità. Ieri alle 5 ho preso o non ho preso la pastiglia? Oppure quando andiamo magari alla persona diciamo: ti ricordi che sono venuto 10 giorni fa? No, io non ti vedo da 2 mesi, anche quello è un dato. Poi magari se noi portiamo degli elementi di realtà per stimolare il ricordo, ma la persona comunque non riesce a recuperare il ricordo, quello insomma è un elemento che ci deve far chiedere una diagnosi e creare un livello per capire cosa sta succedendo. E qui è fondamentale, quindi fare prevenzione, è fondamentale chiedere un consulto. Chiedere un consulto, partiamo dal medico di base tranquillamente, ma poi tutte le figure che si occupano di neuropsicologia, quindi dallo psicologo al neurologo, al geriatra, a volte anche il medico di base, cioè l'importante è avere un professionista neuropsicologo che va a sondare questi aspetti. In altri casi poi bisogna fare degli approfondimenti di tipo strumentale e quindi riuscire a creare una certezza diagnostica. Noi siamo arrivati purtroppo al termine di questa puntata, ci sarebbe davvero tantissimo da dire, abbiamo visto anche insomma dalle chiamate, sono argomenti che interessano tutti. Ecco. La psicologia è dentro qualsiasi persona, o meglio dentro qualsiasi mammifero e forse non solo, quindi riguarda tutti. Quindi noi ringraziamo il dottor Canile, insomma lo avremo ancora con piacere qui perché potremo davvero sviscerare altri argomenti di interesse per tutti. Grazie davvero dottor Canile. Grazie a lei. Io ringrazio anche Alessandro Granziera e Antonio Esposito, i 2 registi che ci hanno seguito in questa nostra diretta. L'appuntamento per la prima edizione per domani. Grazie davvero, arrivederci.